Veniamo da momenti difficili, nel calcio e nella vita di tutti i giorni. Abbiamo dovuto stringere i denti e ogni tanto abbassare la testa, ma era il momento di ritrovare la fiducia, di alzare lo sguardo, di cercare un nuovo orizzonte. Ora è il momento di riscrivere in cielo il nostro destino. Buon pomeriggio, ben trovati gli amici sportivi collegati dallo stadio per Giovanni Mecchia di Portogruaro, da Giancarlo Maggio alla parte tecnica Andrea Ruzza, dove tra pochissimo avrò il piacere di raccontarvi l'incontro di campionato nazionale femminile di Serie C Girone B.
tra la squadra di casa il Portogruaro Calcio e gli ospiti della Corte Franca Calcio della provincia di Brescia. Recupero della quarta giornata di campionato. Il Portogruaro Calcio all'esordio nel campionato nazionale di Serie C, dove ha totalizzato un pareggio e 2 sconfitte, con 3 gol fatti e 6 subiti, mentre il Corte Franca Calcio arriva qui con 9 punti in classifica. Da Portogruaro Calcio femminile Corte Franca Calcio. In incontro la signorina Battariana gestionaria di Bolzano. I suoi assistenti sono Baspesi, gestionario Treviso, e Veterano, gestionario sono Andiamo. Formazioni delle squadre che stanno facendo in campo: Corte Franca Calcio, numero 11 Aspetti, numero 12 Velotti, numero 6 Velotti Silvia, numero 13 Besani, numero 14 Belucci, numero 15 Giardiglio, numero 1 Ferrari, numero 4 Freschi, numero 13 Giordati, numero 16 Giudici, 17 Lavezzi, numero 18 Magri, numero 7 Muraro, numero 19 Piva, numero 8 Gianni, numero 9 Sati, numero 10 Staffellini, numero 5 Bartolini, numero 2 Barbassoni, numero 20 Zanetti. Portogruaro Calcio femminile, numero 1 Comaccio, numero 2 Sovran, numero 3 Battiston, numero 4 Spannero, numero 5 Volpatti, numero 6 Giordane, numero 7 Spinelli, numero 8 Pinotto, numero 9 Furlani, numero 10 Gatti, numero 11 Piemonte. A disposizione l'allenatore Cinoso Alessandro, numero 12 Alcare, numero 13 Nocella, 14 Nicodemo, 15 Minadel, 16 Peretti, 17 Matic, 18 Bartagliotto, 19 Lucchetta, 20 Casalino. Il Portogruaro Calcio femminile, allora tutti buona partita, grazie. Riprendiamo la cronaca, abbiamo lasciato la voce dello speaker Bruno del Portogruaro Calcio elencare le formazioni iniziali. Dicevamo, Portogruaro arriva da un pareggio e 2 sconfitte con 3 gol fatti e 6 subiti, mentre il Corte Franca arriva qui con 9 punti in classifica, frutto di 3 vittorie su 3 partite disputate, con 12 gol fatti e 2 subiti. Sulla carta l'impegno per le ragazze del Portogruaro è complicato, ma spesso il calcio sovverte i pronostici. Vi ospitiamo, dicevamo, dallo stadio per Giovanni Mecchia, impianto inaugurato nel 1948, il primo velodromo della provincia di Venezia, dove oltre chiaramente alle manifestazioni ciclistiche hanno l'ospitalità le squadre del Portogruaro Calcio femminile, ma anche quelle maschile. Il campionato di calcio maschile milita nel campionato di eccellenza regionale. Le squadre entrano in campo, si schierano per il consueto saluto. Io riepilogo le formazioni per gli amici che ci seguono da casa. Il Portogruaro si schiera con il numero 1 Comacchio Elena, numero 2 Sovran Asia, numero 3 Battiston Serena, numero 4 Spollero Gaia, numero 5 Volpatti Elisabetta, numero 6 Nodale Sara, numero 7 Spinelli Ginevra, numero 8 Finotto Aurora, numero 9 Furlanis Giorgia,
numero 10 Gasci Albulena, numero 11 Piemonte Rebecca. A disposizione numero 12 Artale Elisa, numero 13 Nosella Beatrice, numero 14 Nicodemo Giulia, numero 15 Vignadel Giada, numero 16 Feletti Sara, numero 17 Marsic Elisa, numero 18 Battaiotto Anna, numero 19 Lucchetta Ginevra, numero 20 Saccavino Sara. L'allenatore è il signor Pedrone Alessandro, mentre il Corte Franca schiera con numero 11 Asperti Federica, numero 12 Bellotti Chiara, numero 6 Bellotti Silvia, numero 13 Beltrami Valentina, numero 14 Belussi Elena, numero 15 De Giglio Valeria, numero 1 Ferrari Sara, numero 4 Freddi Deborah, numero 3 Gervasi Elena, numero 16 Giudici Alessia, numero 17 Lavezzi Maria, numero 18 Macchi Elisabeth, numero 7 Muraro Simona, numero 19 Rira Virginia, numero 8 Sandrin Chiara, numero 9 Sardi Deletto. Intanto è iniziata. L'allenatore è il signor Salterio Roberto. Dirige l'incontro Arianna Bazzo della sezione di Bolzano, gli assistenti sono Baschesi e Bettello. Primo possesso è del Portogruaro Calcio. Partono da dietro, ottimo il movimento, riceve, fischia l'arbitro, punizione a favore del Portogruaro. Il capitano Volpatti proverà a lanciare lungo, no, invece parte con l'apertura per l'esterno basso, subito contrastata giocatrice del Corte Franco che guadagna un calcio di punizione, il capitano gioca largo sull'esterno, filtrante ma letto benissimo dal capitano che però sbaglia il rinvio, viene contratto, errore, attenzione, subito pericoloso il Corte Franca in area, bravissima nel ripiegamento, palla rimessa dal laterale per il Corte Franca. Parte subito in avanti il Corte Franca, rimessa laterale, va via il numero 7 del Corte Franca troppo facilmente, mette un ottimo cross, respinge la difesa del Portogruaro, tenta Spinelli di partire ma viene subito fermata, rimessa laterale assegnata al Portogruaro, se l'è cavata, era sgusciata via il numero 7, riparte il Porto, capitano numero 10 del Corte Franca subito attiva, la gira molto bene da una parte all'altra, brava Gasci a intercettare, riparte il Portogruaro, ottima l'iniziativa di Spinelli, viene fermata però, contrasto duro in mezzo al campo, chiama la palla Comacchio ma probabilmente non si accorge dell'uscita, ma fa benissimo comunque a rinviare per non rischiare nulla, cerca l'uscita il Porto ma subito fermata, ottima combinazione, parata di Comacchio, bravissima a respingere, una combinazione, un 1-2 fra il numero 10 Scarpellini, capitano, che scambia con Sardi ma Comacchio si fa trovare pronta come spesso accade. Calcio d'angolo per il Corte Franca, marca uomo il Portogruaro, a giro, perde palla Comacchio, insacca il numero 10, il capitano Scarpellini, peccato. Comacchio si fa sfuggire il pallone, purtroppo banalmente come un falco si avventa
il capitano del Cortefranca, e a porta vuota in sacca. Cortefranca in vantaggio 1-0 al quarto minuto del primo tempo. Confermo il parziale, Portogallo 0, Cortefranca 1. A questo punto parte in salita il match. Si sapeva che sarebbe stata difficile, però questo errore non ci voleva. Tra l'altro da Comacchio, che è sempre stata una delle migliori in campo. Comunque capita. Adesso bisogna rialzare la testa e reagire. Cortefranca fa la partita, assolutamente. Giro palla fra i difensori, può approfittarne Furlani, il tiro dal limite di Furlanis. Peccato, poteva approfittare di questo errore nel giro palla del Cortefranca. Riparte il Cortefranca, bella la verticalizzazione verso il centrocampista che allarga sul filo del fuorigioco. Bravissima Sovran a recuperare, però ancora il Cortefranca che accorcia. Spollero pulisce mandando il fallo laterale. Cortefranca dopo l'1-0 continua ad attaccare. Ora il Portogallo deve essere bravo a non subire troppo il colpo, perché la partita è lunghissima, appena iniziata, siamo al quinto minuto, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. Il cross all'interno dell'area, riparte il Porto, benissimo l'apertura per l'esterno, Spinelli fermata, però Cortefranca devo dire con serenità ha il palleggio a centrocampo, punta il numero 7 Muraro, ma fermata benissimo da Battiston. Tenta di cercare Furlanis ma non viene trovata. Ancora il Cortefranca a centrocampo, sbagliata la verticalizzazione. Spinelli guadagna una rimessa laterale, può salire il Portogruaro e si schiera per il momento con un 4-3-3. Tenta la verticalizzazione ma viene fermata, però riprende Spollero la palla per Piemonte che non riesce a controllare. Poteva essere pericolosa questa verticalizzazione, era difficile il controllo. Palla per il portiere che va a rinvio lungo, non lunghissimo. Gasci può recuperare, bene Piemonte per il capitano Spollero. Portiere con calma riparte del Cortefranca per il difensore centrale. Brava Gasci a intercettare. Rimessa laterale per il Cortefranca che con calma cerca il capitano, ma palla direttamente fuori. Rimessa per il Porto con Battiston che cerca Gasci di testa. Battiston sbaglia, Battiston. Ancora il capitano, il numero 10 che allarga. Ottimo il Drigman, prova il tiro e brava Comacchio, blocca con sicurezza. Può ripartire il Porto. Rinvia lungo Comacchio. Cerca Piemonte di andare su questo pallone, ci poteva stare forse il fallo. Muraro fermata da Gasci. Gasci prova a mettere ordine, benissimo il controllo di Sovran, cerca Spinelli ma viene anticipata. Finotto, brava Finotto, fermata.
molto attivo Sardi, devo dire, sulla fascia. Cortefranc che si schiera con questo 4-4-2, però molto offensivo. Muraro cerca l'apertura, Freddi viene fermata, l'arbitro ferma il gioco perché è stata colpita la Finotto Aurora, ma fa riprendere con una palla contesa che restituisce con molta sportività al Portogruaro. Comacchio può ripartire, siamo quasi al 10° minuto, 1-0 per il Cortefranc. Cerca il capitano, sbagliata la verticalizzazione, bravissima Volpatti ad anticipare, ancora Volpatti. Finotto può verticalizzare, infatti cerca Furlanis, benissimo lo scarico dietro, Spinelli prova a trovarla in profondità ma viene assorbita benissimo dai due difensori centrali. Parte il Comacchio da dietro, però rischia, c'è la pressione alta del Porto di Piemonte che però viene saltata ma non molla. Sandrin per Muraro, fermata. Comacchio dimostra personalità, cercata ancora Muraro, verticalizza per Scarpellini, Asperti, brava, Gasci finta, bellissima, ancora Gasci, fermata, forse c'è il fallo, l'arbitro lascia collere e ricomincia il Cortefranc con il difensore centrale che però sbaglia, c'è Spinelli, Spinelli sbaglia, ce l'aveva vicino Finotto ma intercettata dal numero 4 Freddi. Rimessa laterale per il Porto che comunque dà la sensazione di poter pungere perché ha degli attaccanti veloci come la Furlanis, come Piemonte. Sbagliata la rimessa laterale, riparte il Cortefranc, ripeto, con questo 4-4-2 con gli attaccanti Scarpellini e Asperti davanti, sponda di Scarpellini per il numero 9 Sardi, molto attiva sulla fascia, il cross è pericoloso, bravissima Spollero, ancora Spollero, cerca di alza la testa, trova Furlanis benissimo nel controllo, apre per Spinelli punta, però prova un passaggio per Furlanis, però non ha successo, riparte dal portiere il Cortefranc, portiere Ferrari Sara, ancora i centrali, apre per l'esterno, la fanno girare con relativa serenità il Cortefranc, prova ad alzare un pressing offensivo il Porto, infatti ha successo con Piemonte, prova ad alzare il baricentro il Portogruaro perché a mio avviso questo giro palla può essere attaccato. Rimessa laterale lunga per Asperti, ecco la Finotto, recupera un buon pallone, Furlanis prova l'1-2 che non riesce, verticalizzazione assorbita adesso dal Portogruaro, bravissima Sovran che però sbaglia l'apertura per Spinelli, attenzione, percussione
il tiro è fuori. Ha provato Vavassori a spingersi direttamente dalla linea 4, ha provato il tiro però ampiamente fuori. Ripartito il Portogruaro, Finotto prova a lanciare Spinelli ma pallone troppo lungo. Il portiere Ferrari riparte, sempre i due difensori centrali che iniziano il possesso, verticalizzazione per sempre Asperti che prova a servire Muraro, fermata, Gasci, può ripartire, Gasci apre, bravissima, Finotto protegge, Finotto può aprire per Spinelli, perde il tempo, riparte dal portiere Volpatti, serve Comacchio, Comacchio rinvia lungo, ancora la Finotto che però viene scavalcata da questo pallone. 1-2 del Cortefranca, pericolosa in aria, attenzione, bravissima Spollero che a giro, c'è il palo, a giro, il capitano Scarpellini con un sinistro veramente tecnicamente impeccabile, a giro ha provato a sorprendere Comacchio, c'era riuscita, il palo ha salvato il Portogruaro. Occasione al quarto d'ora, poteva raddoppiare il Cortefranca. Una conclusione a giro pericolosissima, centrato il palo in pieno. Si sapeva che sarebbe stata una partita complicata. Cortefranca ha vinto 3 partite su 3 ed è seconda con 2 partite in meno rispetto al Venezia che è prima nel girone. Il Portogruaro invece è una neopromossa e quindi squadra molto giovane, è all'esordio in questo campionato e chiaramente meno esperta dagli avversari, ma carattere non manca. Finotto in percussione viene fermata, ancora le 2 punte, protegge benissimo Asperti che allarga per Muraro, Muraro si appoggia indietro, riceve ancora dall'esterno, Muraro ancora punta, salta l'avversario, il cross pericolosissimo in rete e c'è il raddoppio ancora del capitano Scarpellini. Ci sembrava esserci stata una carica sul portiere, ma l'arbitro Arianna Bazzo convalida 2-0, siamo al 17esimo. Ora per il Portogruaro si fa dura, anche se la partita è lunghissima, ancora un'incertezza comunque della difesa. Muraro è andata via benissimo a Battiston che si è forse fatta saltare un po' troppo facilmente, messo questo pallone in mezzo, sfugge ancora la palla a Comacchio e ne approfitta come sul primo gol. Devo dire l'istinto del gol a Scarpellini non manca, era lì tutte e 2 le volte. 2-0 il Cortefranca. Ancora una verticalizzazione nel frattempo, sempre per Muraro, veramente una spina nel fianco. L'esterno alto del Cortefranca che lascia la rimessa laterale a Gervasi. Gervasi che cerca Scarpellini, il capitano, ancora Muraro, cerca di mettere in mezzo,
rinvia il capitano Volpatti, ancora un'apertura pericolosissima, c'è la sovrapposizione, troppo facile, questa volta Comacchio ci mette una pezza bravissima con i piedi, però adesso il Portogallo sembra aver subito il colpo anche mentalmente. Tiro dai 20 metri, respinto ancora da Comacchio, calcio d'angolo. Cortefranca vede l'avversario in difficoltà e ne approfitta. Non amministra, anzi continua a premere sull'acceleratore, calcio d'angolo, chiama lo schema, palla a girare, Furlanis sul primo palo, ribatte ancora in corner. Siamo quasi al 20°, 2-0 per il Cortefranca. Corner che batte Muraro, cerca lo scambio corto, attenzione in aria, palla che torna a Muraro, bellissimo il cross, bravi adesso, brave le ragazze a pulire l'area. Piemonte va incontro, cerca di saltare l'avversario ma si porta la palla in fallo laterale, non riesce in questo momento a ripartire il Portogruaro. Rimessa laterale a favore del Cortefranca, Gervasi fa il movimento, ancora il capitano che la vuole lunga, la prende anticipata da Nodale in calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo per il Cortefranca. Attenzione, l'arbitro però vede probabilmente l'ultimo tocco del capitano Scarpellini e ordina una rimessa dal fondo per il Portogruaro. Ci sarebbe tutto il tempo per provare a riaprire la partita. Vediamo il Portogruaro se reagisce, cerca di partire da dietro ma l'uscita è sbagliata. Ancora rimessa laterale per il Cortefranca nella zona d'attacco, cerca ancora Scarpellini, protegge, bravissimo in questo caso Nodale, prova a uscire il Porto, viene a prendersi una palla Gasci, la protegge, attaccata da due avversari, vediamo se guadagna il massimo che può essere una rimessa dal fondo. Viene fuori il Porto in qualche modo ma accorcia benissimo il Cortefranca con i due centrocampisti, apre per l'esterno basso Vavassori che spinge, c'è il cross, bravissima Nodale a rinviare ma Cortefranca ben disposto in campo, devo dire, accorcia benissimo, manca lo stop Asperti, però ancora perde palla, c'è il tiro da fuori, Nodale respinge, ancora in difficoltà Scarpellini, attenzione finta, può provare ancora il tiro, fuori, questa volta il sinistro non è come il precedente a giro, il giro non lo prende affatto, un po' strozzato. Può ripartire il Portogruaro, siamo al 22esimo, quasi 23esimo, metà del primo tempo è passato, 2-0 per il Cortefranca, qui al Mecchia. Rinvio dal fondo di Comacchio ma Scarpellini ha provato a cercare il suo partner d'attacco Asperti ma in questo caso la verticalizzazione è troppo lunga, parte da dietro il Porto, questo è apprezzabile. Piemonte cerca Gasci, bravissimi, ottima in questo caso l'uscita del Porto, però Spollero sbaglia la verticalizzazione. Asperti punta il capitano, lo salta Asperti, spallata ma regolare da dietro da parte di Spollero che rinvia, cerca Furlanis anticipata. Centrocampisti molto ordinati, freddi
e Sandrini. Diamo il porto, si addormenta un po' Spollero, però c'è il fallo di Freddi da dietro, rimane a terra però si rialza, nulla di grave sembra, può ripartire il capitano Volpatti, vediamo se andrà a lungo come sembra, infatti calcia lungo, cerca Furlanis, centravanti credo improvvisato perché di solito gioca sugli esterni, ma ancora il capitano Scarpellini che prova col suo sinistro a aprire per l'esterno opposto, non riesce. Gascia sulla linea del centrocampo, prova la verticalizzazione, ottimo movimento di Furlanis può puntare, aspetta l'arrivo di Piemonte, ancora Furlanis, forse c'è il fallo, però ancora Furlanis, attenzione, c'è qualche protesta per un potenziale fallo di mano sul tiro di Furlanis, all'arbitro sembra molto sicura. Dubbio nell'area del Corte Franca, sulla bella iniziativa della Furlanis che almeno ha provato a calciare verso la porta, ma ha trovato la respinta, un po' di tensione, sorpresi adesso dall'altra parte, ancora Asperti che punta e ancora troppo facilmente viene saltata, arriva Vavassori addirittura da dietro a calciare al volo di destro, palla alta sulla traversa, però è sempre pericoloso il Corte Franca, soprattutto sul versante di destra con Muraro e Asperti che saltano troppo facilmente l'esterno basso del Portogruaro. Ancora Sardi che lotta, Sardi che salta il suo avversario, mette sta palla in mezzo e ancora corner, ha cercato ancora il capitano Scarpellini, brava questa volta centrocampista del Porto a intercettare, però è ancora corner per il Corte Franca al 27esimo quasi. Partono da fuori area le ragazze del Corte Franca, palla a giro, molto bello il cross, ancora Furlani sul primo palo e questa volta Comacchio Enena riesce a bloccare, fa salire la sua squadra, fa respirare un attimo la sua squadra, riparte da dietro ancora una volta capitano Volpatti. Sono scambiati gli esterni in questo momento perché aveva battuto Muraro il calcio d'angolo, quindi è rimasta di là, mentre Sardi ora è a destra, ci prova Spinelli ma perde palla, Muraro fermata secondo il direttore di gara fallosamente, punizione per il Corte Franca, Vavassori sul pallone, vanno a saltare in tre per il momento in area per il Corte Franca, Sardi, Scarpellini, Asperti, ora arriva anche il numero 8 Sandrini, Battiston riesce a rinviare, Piemonte però anticipata da Gervasi che prova il cross, attenzione, pericoloso questo pallone che spiove sul dischetto, ancora Battiston per Piemonte, cerca di uscire il Porto, Piemonte ancora che scambia, Furlanis protegge, bravissima, esce dal traffico, apre per Spinelli, anticipata, accompagna l'azione Sovrani che verticalizza per Spinelli, però ancora brava Vavassori che punta
e trova ancora una volta Sardi che mette questa palla in mezzo. Brava la Nodale, ancora la Finotto, cerca una verticalizzazione fermata dal mediano del Cortefranca. Sono molto ordinati, bravi tatticamente i due mediani del Cortefranca. Squadra corta su due linee di 4. Rimessa laterale per il Portogruaro, cercata a Piemonte che però non controlla, pallone difficile. Ancora Sardi che punta, brava Spinelli a tornare e raddoppiare, guadagna una rimessa laterale il Porto. Siamo quasi alla mezz'ora del primo tempo, ricordiamo il Cortefranca in vantaggio per 2-0 qui al Mecchia. La Finotto per Spollero che cerca Furlanis, però fermata benissimo dai due difensori centrali. Ora rischia anche, però trovano benissimo questa verticalizzazione immediata il capitano che cerca la sua compagna d'attacco Asperti, però fermata benissimo in questo caso. Attenzione ancora Scarpellini, veramente forse fuori gioco. L'assistente non alza la bandierina. Scarpellini aveva trovato benissimo ancora una volta Muraro che però non inquadra la porta da ottima posizione. Ancora occasione per il Cortefranca. Fanno fatica a contenere il capitano del Cortefranca, il Portogruaro. Ancora Comacchio che rinvia. C'è il fallo, addirittura contro, fallo di Gasci secondo il direttore di gara. Batte velocemente ancora Muraro per l'esterno basso che va in sovrapposizione interna. Gervasi, rimessa dal fondo. L'allenatore Salterio pensava di aver ottenuto un corner, invece rimessa dal fondo. Mister Pedron forse sta già pensando a qualche correttivo, perché il Portogruaro fino a questo momento non ha ancora tirato verso la porta avversaria. Ora è bellissima l'uscita però del Porto. Gasci però da dietro viene fermata, anche un po' di mancanza di comunicazione. Ancora il Cortefranca nella metà campo del Portogruaro, così è complicato. Fa fatica a uscire. Ha provato sia l'uscita lunga che manovrata da dietro, però il Cortefranca è sempre tatticamente messo benissimo. Attenzione, palla in aria, pulita l'area dal Porto. Attenzione, la Finotto cerca di lanciare Furlanis va a pressare difensore centrale, ma ancora Scarpellini che arriva prima. La catena di sinistra adesso si attiva con Sardi, fermata in questo momento da Sovran. Spingono anche tanto gli esterni bassi del Cortefranca. Da una parte Gervasi, dall'altra parte va Vassori, che ora batte questa rimessa laterale, cerca ancora Scarpellini, questa volta anticipata da Spinelli. Bravissima Gasci che trova Piemonte, può ripartire il Porto, cerca Furlanis protegge, forse c'è il fallo dalla regola del vantaggio. Finotto prova a ragionare, benissimo per Spollero, però ancora una verticalizzazione sbagliata. È difensore centrale del Cortefranca che può ripartire, Valtulini per Belotti. Ancora Valtulini, cerca Sandrini cerca Sardi, ancora il capitano Scarpellini che verticalizza, bellissima questa palla per
Il numero 11 Asperti che punta e a giro col destro. Bellissima conclusione di Asperti. Ed è 3-0 per il Cortefranca. In 3 passaggi il Cortefranca è arrivata in porta. Scarpellini si gira, cerca la verticalizzazione per Asperti che in aria rientra col destro e a giro sul secondo palo. Veramente bellissimo gol di Asperti. Questa volta Comacchio davvero non poteva farci nulla. Siamo 3-0 al 34esimo qui al Mecchia di Portogruaro. Attenzione, bellissima la palla intanto per Spinelli. Spinelli punta, cerca di guadagnare un corner, ma si porta la palla sul fondo, il campo è finito. Rimessa da fondo per il Cortefranca. Portogruaro in difficoltà. Il portiere del Cortefranca non è mai stato impegnato. Partita adesso sul 3-0 obiettivamente molto difficile. Cortefranca sta dominando. Ma torniamo in cronaca. Ancora il capitano Scarpellini, veramente scatenata. Però c'è un bel break adesso di Furlanis. Fischiato un fallo però ai danni ancora di Scarpellini, che viene addirittura a dare una mano a centrocampo. Veramente attaccante generoso, tecnico, grande visione di gioco. Ripartono ancora i 2 difensori centrali, verticalizzano sull'esterno alto. Questa volta Muraro cerca un tacco ambizioso. Rimessa laterale per il Cortefranca con Gervasi che cerca Asperti. Asperti ancora che trova il suo compagno d'attacco Scarpellini, che apre benissimo per Sardi, ma Comacchio ci mette una pezza. Ancora il Cortefranca che però accorcia benissimo con il numero 8 Sandrini. Tacco addirittura del numero 9 Sardi. C'è la sovrapposizione, bellissimo il pallone al centro, Comacchio respinge centralmente, bellissimo il cross. Ora anche mentalmente più sereno il Cortefranca, veramente diventa sempre più pericoloso. Ha subito il colpo, questo 3-0 fa male, le ragazze del Portogruaro sono in difficoltà. Ora c'è il fallo di Piemonte, fanno fatica ad arginare praticamente i 4 attaccanti del Cortefranca. Mister Pedroni in piedi vicino alla sua panchina con il suo vice Morettini. Batte intanto in fretta il Cortefranca. Torniamo in cronaca. Sardi prova a innescare ancora la sovrapposizione di Vavassori, che ha una gamba veramente importante, arriva con facilità incredibile a supportare la catena di sinistra. Rimessa dal fondo del Portogruaro, siamo al 38esimo. Ricordiamo il punteggio 3-0 per il Cortefranca qui a Portogruaro. Sasha viene fermata, prova il tiro. Muraro da fuori area, forse in questo caso poteva temporeggiare. La scelta non è forse la migliore. Va lungo Comacchio, cerca Furlanis, spinta da dietro. Il direttore fischia un calcio di punizione per il Portogruaro. Furlanis si sta battendo con tanto coraggio, però probabilmente in un ruolo non suo. Ricordiamo, le assenze del Portogruaro sono anche importanti.
Ancora lungo il capitano per Furlanis, che gioca di spalle alla porta, ma non è la sua qualità migliore. Ancora verticalizzazione, però buttato un po' nel vuoto. Ci sono grandi idee in questo momento. Cortefranca invece mette palla a terra, terzini, esterni bassi che cercano subito gli attaccanti. Scarpellini che viene incontro, fallo di Finotto. Credo nulla di grave, infatti si rialza l'attaccante del Cortefranca, Sardi. Sardi e Muraro sulle fasce hanno veramente dato tanto fastidio alla difesa del Porto. Brava adesso Spinelli a ripiegare, a guadagnare una rimessa dal fondo, bravissima Spinelli. Ci provano a contenere le ragazze del Portogruaro, ma insomma si sapeva, il Cortefranca è una squadra esperta, età media addirittura di circa 26-27 anni, e quindi era già difficile. Adesso sul 3-0, però bisogna mai mollare. Manca ancora tutto il secondo tempo, però ancora viene saltato, torniamo in cronaca, saltata ancora, tensione, Asperti, si ritrova un rimpallo davanti al portiere, ma Comacchio è brava ad accorciare con i tempi giusti, a bloccare. Riparte da dietro il Portogruaro, rischia un dribbling all'interno dell'area, stanno rischiando troppo, brava ad uscire in questo caso Battiston. Gasci prova a mettere ordine, ma viene subito aggredita dal mediano Sandrin. Rimessa laterale sotto la panchina del Cortefranca di Battiston, cerca Piemonte, rimpallo che però premia il Cortefranca. Non riesce il Portogruaro a uscire dalla sua metà campo. Ancora cercata Asperti, sinistro, apre benissimo, brava in questo caso Sovran che cerca Spinelli, ma pallone troppo scontato, intercettato dall'esterno basso Vavassori, che però in questo caso sbaglia la verticalizzazione, ma ancora una volta sorpresi, Asperti non aggancia in area, esce il Porto. Prova la verticalizzazione per Piemonte, brava Gervasi a intercettare. Finotto raccoglie questa respinta, bravissima Freddi che cerca ancora Asperti, questa volta nulla di fatto. Siamo al 42esimo, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Portogruaro adesso prova a creare, ma viene immediatamente accorciata, fa veramente fatica a far salire la squadra. Ancora una verticalizzazione bellissima del capitano, attenzione, scivola in aria, ancora Asperti, bravissima Spollero questa volta ad accorciare. Gasci alza la testa, di solito apre, ma questa volta sbaglia. Ancora Sovran, fermata, l'arbitro lascia correre, forse qui ci poteva stare il fallo. Ancora Sardi, mette in mezzo Asperti, sbaglia, arriva Scarpellini, pericolosissimo, traversa e Tapin di Asperti. Non si alza la bandierina, quindi è regolare la posizione di Asperti. Ed è il 4-0 per il Cortefranca al 43esimo minuto. Ancora Scarpellini che calcia, prende la traversa, si fa trovare pronta Asperti che insacca per il 4-0. Questo può mettere la parola fine a un incontro già tanto complicato per le ragazze del Portogruaro. 4-0, siamo a 1 minuto e mezzo dalla fine del primo tempo.
però poco reattive, devo dire, le ragazze in aria. Troppo facile per il Cortefranco arrivare a concludere. Chissà se il mister sta pensando a cambiare anche l'assetto tattico, perché i tre centrocampisti stanno facendo fatica. Ancora Scarpellini che lancia l'esterno basso, va Vassori che punta, salta, arriva in aria, ancora la palla indietro per Scarpellini, ma arriva Asperti da dietro, ancora il tiro e miracolo di Elena Comacchio, questa volta un miracolo, salva il 5-0 il Portogruaro. Però troppo facile sugli esterni arrivare a saltare l'uomo e mettere questi palloni in aria che Scarpellini e Asperti raccolgono. Calcio d'angolo ancora per il Cortefranca, bello il pallone a girare, rimpallo forse in viso, pallonata, ferma direttore di gara il gioco, rimpallo che era finito nelle braccia del portiere Comacchio che aveva bloccato, però l'arbitro si voleva sincerare delle condizioni del capitano Volpatti, riparte con una palla a 2 a favore del Porto. Siamo allo scadere, 45esimo passato, probabilmente un minuto di recupero. Un minuto di recupero. Infatti confermato dallo speaker, un minuto di recupero. Prova ancora Gasci, bellissimo il sombrero di Gasci, ragazza molto tecnica, prova l'apertura ottima per il capitano, fermata alla fino 8, però riparte ancora una volta Sardi che cerca immediatamente Asperti, verticalizzano con una velocità impressionante le ragazze del Cortefranca che non stanno lì a fare un palleggio sterile. Doppio fischio dell'arbitro che manda tutti a bere un tè caldo. Portoguaro 0, Cortefranca 4. Ci risentiamo per il secondo tempo. Presidente del Portogruaro Calcio, signor Bertolini, grazie per essere qua con noi in questa giornata fredda. Grazie Presidente, grazie. Finale
stai aprendo? Ben ritrovati amici collegati qui dal Macchia di Portogruaro, stadio bellissimo dove nel 2010-2011 addirittura il Portogruaro maschile ha disputato il campionato di Serie B, un'impresa storica per la cittadina di Portogruaro. Adesso invece il Portogruaro maschile è in eccellenza. Numero 19, aspettiamo chi esce. La numero 13, allora 19 evviva Virginia. C'è un cambio intanto, Cortefranco è già rientrato sul terreno di gioco, un terreno di gioco in buone condizioni nonostante il clima molto freddo qui oggi a Portogruaro. C'è una sostituzione, entra il numero 19 Riva Virginia al posto dell'esterno basso numero 3 Gervasi Elena, che ha disputato un ottimo primo tempo, ha spinto molto, come anche l'altro esterno basso Vavassori Guia, numero 2. Le catene di destra e di sinistra hanno funzionato molto bene, ci sono automatismi consolidati, una squadra che sa stare in campo, sa quello che vuole, una squadra esperta e si vede. 4-4-2 assolutamente ordinato, con i due attaccanti Scarpellini e Asperti, strutturati fisicamente, molto bravi tecnicamente. Quindi il Portogruaro ancora non è rientrato, Portogruaro che naturalmente fa fatica, ha diverse anche assenze, volevo ricordarle, visto che ancora non sono rientrate le formazioni, entrambe le formazioni in campo. Mancano Minutello, Rachele, Scudeler Silvia, Chiarot Marica, Matiz Nice, Novellino Donatella, Longato Jenny, Sovrangiada e De Fazio Lucia. Quindi sono tante anche le assenze di una squadra già giovane, la neopromossa, che deve fare assolutamente esperienza e deve fare punti, perché l'obiettivo naturalmente è quello di consolidare la categoria, è quella di salvarsi, però con un punto in 4 partite naturalmente tutto diventa più complicato, ma il campionato è lunghissimo. Siamo ripartiti dopo 2 mesi di stop, non era facile, le squadre da protocollo si sono dovute allenare con programmi di allenamento distanziati, singoli, quindi si fa fatica anche a lavorare insieme dal punto di vista tattico e tutto diventa più complicato. C'era la curiosità appunto di rivedere dopo 2 mesi in che condizioni arrivavano le ragazze. Devo dire, dal punto di vista anche atletico, il Cortefranco mi è sembrato anche più presente, più pronto rispetto al Portogruaro, che fa un po' più di fatica. Ci dovrebbe essere anche un cambio da parte del Portogruaro Calcio. È pronta ad entrare il numero 16 Feletti Sara, vediamo chi andrà a sostituire Sara Feletti. Confermo la numero 19 che entra e come abbiamo detto prima la numero 3 del Barcellona.
si scalda ed entra appunto Sara Feletti. Portogallo al calcio femminile Pirelli Piera. Signori, buon giorno a tutti. Ciao Sighi e Bruno, grazie. Ed è uscita Spinelli Ginevra, la numero 7, quindi entra il centravanti, direi, di riferimento del Portoguaro, Sara Feletti. Si sistema subito al centro dell'attacco, vediamo se riesce a tenere, come fa spesso, qualche pallone in più nella tre quarti avversaria, a far salire un po' il Porto. Vediamo che si allarga a destra Furlanis nel suo ruolo naturale da esterno, mentre Piemonte rimane a sinistra. Invece il Cortefranca rimane, sembra col suo 4-4-2. Attenzione, cross ancora pericoloso, molto teso. Brava la Comacchio a bloccare in questo caso. Può ripartire il Portogruaro, vediamo se comunque c'è una reazione di orgoglio comunque del Porto, che può servire anche per le ragazze come esperienza. Ha sbagliato lo stop della Furlanis, rimedia la Sovran, cerca il dribbling. Finotto, brava per Sara Feletti, che però si allunga un po' con il controllo, il pallone, recupera, Sara si appoggia, ancora Sovran, potrebbe appoggiarsi dietro, sbaglia, ancora Asperti che cerca il capitano, Scarpellini, questa volta fermata, Gasci ragiona, mette ordine, ma sbaglia ancora Spollero, la verticalizzazione. Riparta la nuova entrata del Cortefranca, ancora Scarpellini, imbeccata in aria, mette la palla dietro, traversa di Asperti, ancora i due attaccanti che si trovano a meraviglia. Questa volta la traversa salva il Porto dal quinto gol subito, ma ripeto, troppo facile a mio avviso per il Cortefranca entrare in aria, mettere questi palloni per le due punte. Ancora il Cortefranca, torniamo in cronaca, sul campo, apre benissimo Asperti per Sardi che punta, ancora Sovran, cerca Asperti, protegge, si appoggia al mediano, ancora il nuovo entrato per il cross, Scarpellini, tap in praticamente sulla linea di porta per il quinto gol del Cortefranca. Ancora Scarpellini. Non sembra essere cambiato nulla rispetto al primo tempo, il Portoguaro ancora tanto in difficoltà. Siamo 5-0 al terzo minuto. Ora il Portoguaro non resta che comunque cercare di trovare la condizione e anche la forza mentale per provare alcune soluzioni. Adesso sbaglia disimpegno il Cortefranca, può approfittare Furlanis che scambia con Sara Feletti, entra in area, anticipata dal portiere che esce, Ferrari. Forse la prima vera occasione del Portogruaro. È arrivata Furlanis in area, ma è stata anticipata molto bene dal portiere. Uno scambio con la Feletti, già si intravede comunque un'intesa che avevamo già visto in altre occasioni, un centravanti vero di ruolo che chiaramente viene da un infortunio e quindi
Ovviamente il mister non se l'è sentita di rischiarla dal primo minuto, non essendo ancora naturalmente in condizioni per fare i 90, ma è mancata tanto al Portogruaro. La Feletti va ancora incontro, protegge, la tiene benissimo, si appoggia alla Finotto che cerca la Furlanis, anticipata ancora una volta da Sardi, bravissima Spollero, cerca la Furlanis, guadagna una rimessa laterale, sembra adesso un attimino reagire il Portogruaro, meno di cercare di impensierire Cortefranca. Ottima la rimessa laterale, Furlanis viene fermata però benissimo e viene trovata immediatamente Scarpellini che allarga per la neoentrata. La Riva, attenzione, perde una palla sanguinosa in aria Muraro a giro, largo. Ancora Muraro che si era trovata qui a sinistra. Quindi l'allenatore Salterio ha invertito gli esterni alti. Muraro è venuta qui a sinistra mentre a destra la neoentrata Riva. Sempre 4-4-2, assolutamente. Molto corta, la squadra in 20-30 metri. Intanto l'assistente dà una rimessa da laterale al Porto. Furlanis esce benissimo, bravissima Giorgia Furlanis che ha saltato 3 avversari. Rimessa a destra, naturalmente le vengono naturali certe giocate, da centravanti ha fatto fatica. Piemonte ancora cerca Feletti, pallone molto complicato per la Feletti che cerca di fare pressing sul difensore centrale, che riesce perché il Portogruaro è salito, però centrocampo ancora c'è troppa distanza, fanno fatica ad accorciare le centrocampiste del Porto. Bravissima adesso la Finotto, attaccata da dietro, l'arbitro decreta un calcio di punizione a favore del Porto. Siamo all'8° quasi minuto del secondo tempo. Calcia lungo Spollero per Piemonte che non riesce a controllare. Ancora Asperti che lancia il capitano Scarpellini che arriva prima sul pallone, entra in area, ragiona in una pallone veramente delizioso per la nuova entrata che cade, perde palla, si dimentica il pallone per fortuna del Portogruaro, ma ancora un contropiede, perde ancora palla Sovran. La Muraro la punta, la salta come ha fatto per tutta la partita. Ancora Muraro, adesso è venuta a destra, rientra sul suo piede comodo, crossa, rinvia, difensore centrale del Porto, ma accorciano benissimo le ragazze del Cortefranca. Ancora Scarpellini che cerca la nuova entrata a Riva, ma Battiston ci mette una pezza mettendo il pallone in calcio d'angolo. Ogni volta che riparte il Cortefranca fa male, con Scarpellini e Asperti che poi imbeccano gli esterni. Calcio d'angolo, marcatura mista del Porto a uomo e a zona, calciato a uscire, c'è Gasci per terra, l'arbitro non fischia nulla, cercano di uscire da fuori area, il tiro, ma controlla Comacchio, provato il tiro da fuori area, la scelta è giusta perché lì si rischia poi di far ripartire la squadra avversaria. C'è un altro cambio, visto che Cortefranca produrrà una sostituzione,
esce la numero 14 Belusi Elena, entra la numero 14 esce la numero 9 Gervasi Elena. C'è un cambio, quindi è uscita Sardi, è entrata Belusi Elena, numero 14, che sembra andare a fare l'esterno basso a sinistra, mentre si è spostata a destra Vavassori. Quindi una difesa a 4, ha invertito anche lì gli esterni, li ha cambiati l'allenatore Salterio. Bellissima l'anticipo, attenzione, della Furlanis, ma l'arbitro ancora non fischia nulla. Si rialza Giorgia Furlanis, per fortuna nulla di grave, però ci sembrava obiettivamente che ci potesse stare un calcio di punizione. Comunque l'arbitro sta lasciando tanto giocare, l'arbitro Arianna Bazzo della sezione di Bolzano. Gli assistenti, ricordo, sono Basquesi e Bettello. Ancora giro palla del Corte Franca, torniamo in cronaca. Apertura per la nuova entrata Belussi, che cerca Muraro che punta la Finotto, la salta, cerca ancora la verticalizzazione, la Nodale rinvia, ancora cercata la Scarpellini, reclama un fallo la Finotto, però l'arbitro gli dice di rialzarsi. Ancora Muraro raddoppiata in questo caso dalla Finotto, ancora fallo laterale. E ancora nella metà campo avversaria il Corte Franca, nonostante il 5-0 non sembra accontentarsi. Palla per Asperti, mette la palla in mezzo ancora per la collega compagna di reparto d'attacco, il capitano, la Scarpellini. C'è il rinvio della difesa del Portogruaro. Benussi bellissimo, appena entrata per Muraro che vince anche un contrasto, fa fatica adesso la Sovrana a contrastarla. Calcio d'angolo, c'è stato un contrasto con Spollero, secondo il direttore di gara c'è il corner, l'ennesimo per il Corte Franca, battuto sempre dalla Muraro, che ha bellissimo calcio a rientrare, chiama uno schema, ancora a rientrare sul primo palo, si salva Comacchio, colpo di testa sul primo palo, probabilmente provato, uno schema. Si salva in questo caso il Portogruaro, parte ancora da dietro Comacchio che serve il capitano, che però sbaglia l'uscita, ancora Asperti, allarga per Muraro punta ancora, Sovran non riesce a fermarla, la Volpatti, il capitano, mette ancora in corner. Siamo al 13° minuto del secondo tempo. Ricordiamo il punteggio 5-0 per il Corte Franca qui a Portogruaro. Ancora uno schema, andrà a giro ancora Muraro sul primo palo, ancora qualche incertezza per Comacchio nella presa. Oggi ricordiamo i primi 2 gol, ha avuto qualche difficoltà nel bloccare il pallone, ne ha approfittato il capitano, che si porterà il pallone a casa, come si dice. Ancora a giro a Murero, questa volta corto, ancora arriva per primo Scarpellini, alza la bandierina l'assistente, dovrebbe essere una posizione di offside, infatti è così, riparte il Portogruaro ancora da dietro,
apprezzabile la voglia di costruire, di avere quest'uscita bassa, però fa fatica davvero a fare 2 passaggi consecutivi il Portogruaro. Ancora Freddi per Belotti. Belotti cerca la verticalizzazione lunga questa volta per Scarpellini che non ci può arrivare, ancora da dietro il Portogruaro. Finotto che cerca Furlanis, bravissima la Furlanis a saltare la nuova entrata. Belussi, c'è il fallo. Devo dire che la Furlanis appena è tornata nella sua zona di comfort a destra ha saltato già 3 volte il suo diretto avversario e quindi ha fatto salire la sua squadra. Calcio di punizione, la Finotto che cerca ancora la Furlanis, ottima l'idea, Furlanis che può puntare, invece cerca il cross ma viene intercettato dal difensore centrale. Subito, come sempre, la verticalizzazione per le 2 punte. L'idea di gioco del Cortefranca è molto chiara. Ora Gasci che cerca Piemonte, però Piemonte non riesce a trovare Furlanis dall'altra parte, era complicata l'idea. Cortefranca ritorna qui sulla catena di sinistra, Muraro che cerca Scarpellini, c'è a terra la Finotto ancora una volta, che devo dire sta combattendo come una nonessa. L'arbitro non ferma il gioco con molta sportività. Ferrari, il portiere del Cortefranca, manda in fallo laterale il pallone per permettere i soccorsi alla Finotto. Non fischia molto il direttore di gara, lascia tanto correre, forse qualche ormai fischio in più ci può stare, visto anche il punteggio. Rimessa laterale per il Cortefranca, si rialza la Finotto, fortunatamente nulla di grave. Vediamo se il Cortefranca restituisce, e così è, il pallone al Portogruaro, che riparte proprio dalla Finotto, che si è ripresa. Rimessa laterale, vediamo a chi viene assegnata, al Cortefranca. Protesta il Portogruaro. Belussi alla rimessa, alla touche. Freddi per la sua compagna di reparto Sandrini. Ancora Freddi, cercava il capitano. Gasci recupera, mette ordine, però sbaglia tutto Battistone. Ancora il Cortefranca con Freddi che verticalizza per il capitano, ottimo lo stop a seguire in aria, ancora palla per Muraro, bravissima la Finotto, che forse dal punto di vista dell'impegno, della grinta, devo dire una delle migliori in campo, forse del Portogruaro, però in questo caso lascia guardare ancora al contrasto. Asperti che verticalizza per Muraro riesce a prendere il pallone, saltare ancora una volta Sovrano, entra in area Muraro, pericolosissimo, va ancora a chiudere il capitano Volpatti in calcio d'angolo. Muraro, devo dire, salta l'uomo sistematicamente, veramente un elemento importante per questa squadra. Infatti attaccante esperta dell'87, si vede che calciatrice importante, esperta. Ancora chiama uno schema a rientrare, scivola, però sempre sul primo palo, prova a spizzarla. Ancora Finotto che prova a uscire, non Giorgia Forlanis prova a verticalizzare immediatamente, però è sbagliata la verticalizzazione. Ancora una palla verticalizzata, bravissima la Feletti che fa respirare, fa salire il baricentro a Furlanis,
Brava Furlanis a cercare la Finotto che trova Feletti. Feletti non riesce a tenere questo pallone, batte la rimessa laterale di Cortefranco, ancora per Asperti, per Muraro che si appoggia al mediano. Scarpellini di prima intenzione, finta, arriva dall'altra parte Vavassori che prova a mettere ancora un pallone arretrato in aria. Brutto rinvio in questo caso del difensore centrale del Portogruaro. Rimessa laterale per il Cortefranca, siamo al 20°, 25 minuti alla fine di questo match. Ancora il Cortefranca viene anticipato, ora prova un tiro, sempre il capitano Scarpellini. Comacchio riparte da dietro, ancora Sovran, fa fatica però a trovare una soluzione, palla un po' buttata via, ancora Asperti per Scarpellini, palla filtrante molto intelligente per la nuova entrata e c'è il gol, attenzione, braccio alzato del direttore di gara, c'è offside sul tiro della nuova entrata, tu per tu Riva con il portiere Comacchio. Pallone salvato sulla linea, ma sulla conclusione evidentemente della nuova entrata Riva Asperti era in fuorigioco, quindi annullato potenziale sesto gol della compagine bresciana. Salutiamo tutti gli amici lombardi che stanno seguendo il match sul canale YouTube e sulle loro pagine Facebook condivise. Attenzione adesso la Furlanis che può puntare, cerca il cross, ribattuto da difensore centrale, arriva Feletti, bravissima la Feletti a recuperare questo pallone, Piemonte lotta, ancora Feletti si appoggia probabilmente a Furlanis, bellissimo il filtrante per Furlanis, però è stanca e a buon gioco la nuova entrata Belussi. Freddi che ancora cerca Scarpellini, verticalizzazione ancora importante, Scarpellini che apre però questa volta prende in controtempo Vavassori. Questa transizione, questa ripartenza non viene sfruttata questa volta dal capitano, che ha fatto una partita importante. Adesso ancora il Portogruaro prova questo pallone lungo, però le idee sono un po' confuse. Naturalmente il morale non è altissimo, è difficile giocare una partita con un punteggio del genere, però le ragazze devo dire che ci stanno provando. È ammirevole comunque l'impegno di tutta la squadra, comunque a non arrendersi. Finotto, torniamo in cronaca, Finotto per Feletti che fa lavoro da centravanti assolutamente, ci prova Gasci con un'apertura di prima intenzione, probabilmente cercava un taglio della Furlanis che però non poteva mai arrivare su questo pallone pur essendo velocissima. Cortefranco adesso gestisce male, Belussi prova a lanciare la Finotto Furlanis, però non era partita con i tempi giusti. Ancora Finotto che prova Muraro, un giocatore, ripeto, molto esperta, parte da dietro adesso il Cortefranca, c'è il giro palla, si appoggia di nuovo al portiere, il portiere di prima intenzione addirittura per Freddi che cerca la nuova entrata, Riva che si appoggia a Freddi, Furlanis che può provare a puntare, scivolata Belussi, sembra aver preso il pallone, fallo laterale per il Portogallo nella zona d'attacco. C'è ancora
movimento sulla panchina del Cortefranca. Roberto Salterio, l'allenatore, effettua ancora 2 cambi. Esce il portiere. La numero 12 esce la numero 1. Ferrari esce ed entra la numero 12 Belotti Chiara. Entra la numero 17, la 20 Maria, ed esce dal numero 7 Muraro Simone. Spero di non aver sbagliato. Esce Muraro ed entra la numero 17 Lavezzi Maria, che va a sistemarsi a destra come nella linea dei 4 bassa, esterno basso, si alza a Vavassori. Sempre, non mi sembra di vedere cambiamenti dal punto di vista tattico, mi sembra sempre un 4-4-2 molto ordinato, molto compatto. Si è allargata l'attaccante Asperti sulla fascia. Belussi che torna sul difensore centrale, adesso appunto la nuova entrata. Belussi ancora sbaglia lo stop questa volta. Può salire il Portogruaro, siamo al 26esimo, ancora punteggio sullo 0-5 per il Cortefranca. Cerca il gol della bandiera il Portogruaro. Rimessa laterale di Battiston che cerca Feletti. Fenetti vuole scaricare all'indietro e lo fa per il capitano. Bravissima la Finotto, cerca un filtrante per Furlanis che però non parte, pallone lungo, può uscire il Cortefranca ancora con Belussi. Bravissima Feletti, scivolata, blocca la ripartenza ancora del Cortefranca. Movimento in panchina anche per il mister Pedron. Sono pronte due ragazze, ma il Cortefranca batte la rimessa. Ora sembra potesse... Sì, esatto. Entra al numero 18, battellato Anna esce dal numero 9, Furlani si gioca. Esce Furlanis ed entra Battaiotto. Entra al numero 19, va bene, Lucchetta Cineva, ci ho visto per il capello esce la 11 che non permetta. Esce Piemonte ed entra Lucchetta. A Battaiotto va nel tridente a sinistra d'attacco, mentre Lucchetta si posiziona al posto della Furlanis a destra. Sembra non cambiare nulla anche dal punto di vista tattico per il Portogruaro. Ha iniziato con un 4-3-3, sta finendo con un 4-3-3, così come il Cortefranco. Non ha cambiato nulla dal punto di vista tattico, sono semplicemente iniziate le sostituzioni, che sono sempre tante ormai. Ancora Freddi che prova la verticalizzazione, prova a uscire il Portogruaro. L'arbitro non fischia una potenziale spallata. Brava la Finotto per la nuova entrata. Lucchetta prova a puntare, Feletti gli va incontro, si gira, prova la verticalizzazione, si alza la bandierina dell'assistente Basquesi qui sotto la tribuna dove commentiamo fuori gioco. Però è stato interessante il movimento della Battaiotto, che ha tagliato, però con i tempi sbagliati. Ancora Lucchetta che prova a vivacizzare, adesso
l'attacco del Portogruaro con questi due cambi. L'avevamo vista stanca la Furlanis, infatti l'allenatore Pedron gli ha risparmiato questi ultimi 15 minuti. Si porta in fallo laterale il pallone a Sperti, rimessa laterale per il Porto. Lucchetta, bello il pallone in mezzo di Lucchetta, troppo sul portiere, nuovo entrato che fa ripartire il numero 8 Sandrini. Ha fatto un'ottima partita insieme a Freddy nel reparto mediano di centrocampo, molto ordinate le due centrocampiste, Freddy e Sandrini. Esce dal numero 13 Vetrani Valentina, entra al numero 13, esce dal numero 10 esce il capitano Scarpellini ed entra la numero 13 Beltrami, capitano che lascia la fascia al portiere nuovo entrato Belotti. Chiara, esce appunto Scarpellini, a mio avviso la migliore in campo, giocatrice importante dell'89, calciatrice esperta, ha fatto un'ottima partita, ha finalizzato, ha verticalizzato, grande visione di gioco, è stata anche generosa in qualche ripiegamento, a mio avviso partita da incorniciare. Intanto l'assistente tocca il pallone, rimessa per il Cortefranca, che adesso sembra anche un attimino accontentarsi, sta gestendo il risultato 5-0. Ancora il Portogruaro che deve rimediare adesso, capitano Volpatti, poteva appoggiarsi su Comacchio, sul portiere, no, ha preferito andare sul sicuro. Siamo al 32esimo, ancora apertura di Sandrini, molto interessante per Riva mette in mezzo, Gasci lì al limite, generosa Gasci, ottimo il lancio della Finotto per Lucchetta che anticipa il suo diretto avversario, questa volta arriva Belotti Silvia, il difensore centrale, tempismo perfetto nella chiusura, però guadagna un fallo laterale il Portogallo che nell'ultimo quarto d'ora si è affacciato nella tre quarti avversaria più spesso, anche grazie alla presenza di Sara Feletti secondo me. Infatti va a ricevere in aria la palla, protegge la Feletti e guadagna un corner per il Portogruaro, guadagnato da Sara Feletti, da un movimento centravanti vero, va a battere Gasci che ha un bellissimo calcio da fermo. Salgono anche i difensori centrali del Porto, sale anche il capitano Volpatti, sono in 5 in aria, marca zona il Cortefranca, si può sorprendere, colpo di testa di Feletti che va su, addirittura su Gasci, prova un tiro cross però si spegne sul fondo. Peccato, poteva essere un'occasione per poter entrare nel tabellino anche il Portogruaro. Lotta adesso Battaiotto che prova a puntare il difensore centrale ma perde il duello con il numero 5 Valtulini, anch'essa autrice di un'ottima partita, anche se la linea difensiva non è stata impegnata granché. Ancora palla avanti, palla indietro
del Cortefranca, che ha un'idea di calcio a mio avviso molto precisa. Ancora movimenti in panchina per il Porto. Pedron giustamente La numero 20, concede minuti alle sue ragazze. scusate, la numero 20, ed esce la numero 10, Gassi Albulena. Esce Gasci Albulena, Ripeto, la numero 20 con la numero 10. ed entra Saccavino, Sara. È uscita Gasci e si avvia direttamente negli spogliatoi. Entra la numero 14, Nicodemo Giulia, esce la numero 4, Sole Gaia. Esce Spollero ed entra numero 14 Nicodemo Giulia. Fa bene il mister a concedere minuti a più ragazze possibili, perché anche per mettere su gamba dopo 2 mesi di inattività è davvero complicato trovare la condizione di un campionato chiaramente molto condizionato dal mondo che stiamo vivendo. Speriamo di ripartire al più presto anche con il calcio maschile. Cortefranca intanto ancora con il baricentro altissimo, prova a puntare ancora in aria, nuova entrata Riva, ancora bellissimo il pallone di Vavassori dentro, viene scavalcata questa volta Asperti, ancora Sara Feletti che tiene un bellissimo pallone e lancia Lucchetta che punta, bravissima a Belotti Silvia, ma la rimessa è a favore del Portogruaro secondo l'assistente. Sale la Finotto, come avevo detto, Feletti Sara ha fatto salire diverse volte già il Portogruaro, ora è anticipata però sulla rimessa laterale, può partire Asperti, ancora una transizione di Asperti che parte e taglia verso il campo, bellissima la palla verso Riva entra in aria, punta, Riva rientra sul destro, palla di un soffio sopra la traversa, movimento bellissimo a rientrare sul piede comodo, però sbaglia la finalizzazione. Siamo al 38esimo quasi del secondo tempo, partita da risultato chiaramente ormai scontato. Portogruaro ora con tutti i cambi prova a comunque soluzioni nuove. Sovran Finotto che prova ancora a verticalizzare, secondo me è quella che ha toccato forse più palloni a centrocampo, la Finotto, e che ha provato a cercare il tridente offensivo. Attenzione, Feletti è per terra sotto la panchina del Cortefranca, si rialza fortunatamente, sbaglia Freddy in questo caso l'appoggio su Asperti, pallone in campo, può ripartire il Porto, rimessa laterale, siamo al 39esimo, 6 minuti al 45esimo. Brava la Sovran, brava Battiston, passata a destra dopo i cambi. La Finotto sul pallone, c'è un calcio di punizione sulla tre quarti del Portogruaro, vediamo se
riesce il Portogruaro a togliersi la soddisfazione di segnare una rete a questa squadra, però sbaglia tutto la Finotto. Brutto il calcio di punizione calciato dalla Finotto, poteva essere un'occasione. Ancora verticalizzazione, cercava un fallo di mano Asperti ma non c'è. Ancora Feletti per Lucchetta prova un tiro in porta, almeno abbiamo calciato verso la porta. Comoda la parata di Belotti Chiara, diventata capitano dopo l'uscita di Scarpellini. Sbagliato adesso il disimpegno di Saccavino. Ricordiamo che questo è stato il recupero della quarta giornata del campionato di Serie C nazionale, girone B. Partita che si sarebbe dovuta disputare a novembre, poi il Covid ha fermato tutto. Attenzione, torniamo in cronaca, nulla di fatto, riparte la Comacchio. Il direttore di gara ferma il gioco, non ho ben capito qual è il motivo. Ha fischiato un calcio di punizione per il Cortefranca che ha battuto anche velocemente. Attenzione, Riva prova a calciare, fermata, bravissima, no, c'è il fischio del direttore di gara che ammonisce la nuova entrata Nicodemo Giulia, ammonita. Tratta è scivolata, sembrava aver preso il pallone, però evidentemente l'arbitro ha giudicato la pericolosità del gesto. Punizione pericolosa adesso dal limite per il Cortefranca. Siamo quasi al 42esimo. Sul pallone è Asperti, Federica. Non si avvicina nessuno, quindi dovrebbe essere lei a calciare. Comacchio vuole 4 ragazzi in barriera. Proverà col destro Asperti. Posizione interessante, parte Asperti a giro, la Comacchio para, riuscita ad aggirare la barriera, però era ben posizionata, ha letto benissimo la Comacchio la traiettoria, ha fatto diversi interventi importanti la Comacchio, anche un paio di errori, però partita complicata per lei, veramente le sono arrivate da tutte le parti e non è facile per un portiere in queste situazioni. Ancora corner per il Cortefranca, a giro molto bene la Feletti sul primo palo di testa, rimanda ancora la sfera in calcio d'angolo. Ancora corner, sono in 5 in area, quella del Cortefranco, la finta sul primo palo, rinvia il Portogruaro. Siamo al 43esimo, 2 minuti al termine, ipotizziamo anche qualche minuto di recupero per le sostituzioni, anche se sul 5-0 probabilmente sarebbe anche inutile. Rimessa laterale per il Portogruaro. Palla per Nicodemo, Volpatti si appoggia a Comacchio, Comacchio bene al rinvio, non riesce ad arrivare la nuova entrata. Attenzione, si inserisce Freddi che cerca Riva, rimpallo, fortunatamente palla che finisce nelle braccia comodamente di Comacchio, che invita a salire perché va a rinvio lungo, cerca la Feletti, Sara brava a tenere questo pallone, cerca Battaiotto, ma veramente bravissima Sandrini, sempre posizionata
perfettamente. Mi è piaciuto molto il lavoro delle due centrocampiste del Cortefranco. Ancora un giro palla, però c'è l'aggressione, bravissima, però brava anche ad uscire la Belussi. Ancora Asperti che punta, rientra all'interno del campo, ancora la Filotto che lotta, a mio avviso, almeno da questo punto di vista, fra le migliori in campo per il Portogruaro. 3 minuti di recupero annunciati in questo momento anche dallo speaker, quindi ancora 3 minuti e poi calerà il sipario su questa sfida, partita molto complicata per il Portogruaro. Veramente una bella squadra il Cortefranco, devo fare i complimenti per l'organizzazione. Ha espresso un calcio assolutamente concreto, si verticalizza immediatamente per le punte o per gli esterni, che poi sono molto brave a creare situazioni pericolose, come in questo caso ancora palla per Asperti che cerca l'inserimento di Freddi che apre benissimo a sinistra, attenzione davanti al portiere e c'è il quinto gol anzi il sesto gol, scusate, sesto gol di Vavassori, che dopo i cambi è stata alzata come esterno alto dal mister Salterio, dopo una bellissima apertura di Freddi è arrivata tu per tu con Comacchio di destro sul primo palo, ha insaccato. Ottima partita anche di Vavassori, ma tutto il Cortefranco naturalmente. Quindi siamo 6-0, 6-0 qui al Mecchia. Il Porto ha fatto quello che ha potuto, hanno lottato le ragazze, da questo punto di vista non voglio rimproverare nulla alle ragazze del Portogallo, ma il Cortefranco ha fatto una partita seria, concreta, ordinata, con qualità, e quindi si porta a 4 vittorie consecutive e raggiunge il Venezia in testa alla classifica con 12 punti e con una partita in meno, quindi si candida. Attenzione, la Feletti colpisce una traversa, ma il gioco era fermo, l'arbitro aveva già fischiato. Bella la conclusione della Feletti che colpisce la traversa. Mancano veramente 20 secondi alla fine del match. Io ringrazio la società del Portogallo che ci ha ospitato, il presidente Furlanis e il suo direttore sportivo Gasci, e tutto il Portogallo calcio anche maschile che ha permesso di essere qui. Attenzione, ancora un'occasione e c'è il tempo per settimo gol di Asperti Federica, che coincide con il triplice fischio finale dell'arbitro Bazzo, che sancisce la fine di questa partita. Settimo gol del Cortefranca, quindi Portogallo 0, Cortefranca 7, passivo veramente pesante ma meritato per il Cortefranca. Io ringrazio per la parte tecnica Andrea Ruzza e da parte di Giancarlo Maggio un cordiale saluto. È stato un piacere raccontarvi questa partita e questa ripartenza, e auguro buon proseguimento di giornata a tutti gli amici ascoltatori e telespettatori e buon calcio femminile a tutti.